perché qualcuno disse una volta il bello della diretta, lasciamo pure Facebook. Io vorrei invitare l'onorevole Goisi, se può entrare un secondo, perché abbiamo una parlamentare Lega Nord, benvenuta, ben trovata. Ne approfitto, dicono che a Roma i parlamentari la politica siano ladri, ma pare che qualche lato ci sia sul serio a Roma. Evidentemente sì, perché la mia collana, che poi era la parure di questo anello, quindi vedi, anche abbastanza interessante. Mi faccio vedere l'anello, scusi, può togliere un secondo? Sì, certo, questo è Bicego. Bicego di Vicenza, l'artista. Ho capito. Lei non c'è più la collana, l'anello. So che le piacciono gli anelli. Non c'è più la collana. Però lei ha lasciato una borsa in transatlantico. I nostri documenti, noi abbiamo sempre le borsette con tutti i documenti, le carte, eccetera. Qua di dietro, ecco, e all'interno c'era una bustina con questa collana, perché insomma è un po' rigida, non poteva stare né in borsa né altrove. Lì bisogna che qualcuno sia andato proprio a scartabellare. L'ha dimenticata, ma non è la prima volta che dimentica la borsa. Che l'abbia dimenticata, sì, di solito me le portano le borse, sarà per quello, ma siccome dovevamo votare all'interno i nostri posti di sopra sono abbastanza stretti, quindi l'ho lasciata sui divanetti del transatlantico e lì non ci sono neanche le telecamere. Sono rimasta lì, è rimasta anche la notte. Alla mattina dopo, ma non era la prima volta, la mattina dopo ho detto, la dimentica spesso. No, ma non è che l'abbia dimenticata, avevo degli impegni, quindi dopo ho detto ma sì, la prendo domani. Però la mattina non c'era la borsa, ho fatto una ricerca, era agli oggetti smarriti, ho trovato la borsa, c'erano le carte, solo che mancava la parte più importante. Quindi qualcuno, per dire l'invento, ha furegato. Ha furegato e anche il gagaratà. Perché ha furegato e anche il gagaratà, perché bello è. E mi hanno detto sì, ci sono le carte, c'è il profumo, ci sono i fazzolettini. No, importante. Insomma, ho detto ma ci deve essere anche qualcos'altro, ho detto io ai messi. E no, qua c'è solo questo. Come c'è solo questo? Io l'ho saputo, l'ho sentita questa mattina per radio, ma come si è saputo? Cioè è uscito sui giornali? Sì, perché parlando con un giornalista amico, cioè siamo amici, ma io non avevo fatto, cioè, ho fatto la mia denuncia alla polizia, cioè, però non sono andata dai giornalisti. Parlando così mi hanno detto ma ti vedo un po' seria. Beh, a dire la verità, ho detto guarda, mi hanno appena rubato la collana, e allora lui mi ha fatto l'ANSA, è stata ripresa da tutte le altre e il giorno dopo è venuto fuori su tutti i giornali. Poi mi hanno chiamata era una bella collana, poi una cosa affettiva anche. Qualche speranza che fa come si fa, metti quei bigliettini, offre, ricompensa, non lo mette. Potrei anche metterlo, ma non ho nessuna speranza che torni indietro. Offre, ricompensa in caso di restituzione di... Magari può darsi, essendoci qua questo momento un po' di crisi, può darsi che... Piuttosto che vende il compro-oro, pare che ti fregano. Infatti, magari ti compro-oro, ma sta a vedere, l'avranno già venduta però secondo me. Si paga il Belice, cose folli. Allora io le restituisco l'anello, che non vorrei mai poi, no, perché in diretta gli sto dicendo che poi no, perché io mi trovo la denuncia per tutti io che ho scherzato, ma lo restituisco. Allora comunque volevo finire. Non avevo dubbi. Allora, le chiedo scusa, le faccio finire dove mi segna una pubblicità. Grazie, allora vi chiedo scusa, ma avendola sentita per radio, raccontate della sua collana, della sua disavventura.